Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla quinta puntata in stagione di Calcio di Rigore. Prima di iniziare una puntata dedicata alla memoria di Walter Nicoletti, purtroppo questa mattina ci siamo svegliati con la triste notizia, apprendendo dunque che abbiamo perso non solo un professionista ma anche un grandissimo amico. I funerali ci saranno mercoledì, per chi volesse partecipare, poi entreremo di più nel dettaglio anche nella seconda parte con l'amico Massimo Zanini per spiegare anche qualche curiosità in più. Prima di iniziare vado a presentare chi mi aiuterà nella conduzione in questa serata. Do la buona serata e il ben ritrovata a Silvia Pedini. Buonasera a tutti, volevo dire anch'io qualcosa su Walter perché l'ho conosciuto, ho presentato una serata di beneficenza che aveva voluto fortemente lui, mi aveva contattato Roberto Chiesa e era una gran persona, un grande uomo, un grande mister. I funerali ci hanno appena detto che ci saranno appunto mercoledì alle 15:30 nella chiesa della collegiata di Sant'Arcangelo per chi volesse andare. E poi secondo me in futuro ci stiamo già organizzando per fare qualcosa per onorarlo come merita. Hai fatto bene a dire un grandissimo abbraccio a tutta la sua famiglia. Intanto, cara Silvia, ricordiamo il numero per interagire con noi. Ricordiamo ai nostri telespettatori che ci possono scrivere sia su WhatsApp che SMS al numero 333 6094 299. Ebbene, passiamo subito a presentare gli ospiti di questa serata. Ritroviamo alla mia sinistra l'opinionista fisso Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Lui è un amico datato oramai per quanto riguarda calcio di rigore e Sport Up, arriva da Bologna, l'opinionista, giornalista, collaboratore anche di Emilia Romagna Sport, Mirko Mariotti. Buonasera a tutti. Ciao Mirko. Prima volta nei nostri studi, conosceremo anche, anzi Silvia già lo conosce da qualche anno perché è una squadra dall'appunto Gold Sport, ma noi gli diamo il benvenuto ai nostri studi a Emiliano Vitiello, DS del Villa Marina Calcio. Buonasera a tutti. Buonasera. E infine salutiamo, opinionista fisso anche lui da 5 anni a questa parte, Renzo Baldisselli. Buonasera a tutti. Ciao Renzo, inizierei da te, toglimi subito una curiosità, poi stasera tantissimi servizi, un record storico per quanto riguarda la nostra produzione, ben 10 servizi. Abbiamo un sacco di squadre, facciamole vedere. Di cui 6 di nostra produzione, grazie anche alla tua collaborazione siamo arrivati a 8 in questa serata, più 2 del pool nazionale delle televisioni. Caro Renzo, subito un'apertura. Gabicce Gradara, un punto in classifica, ti sorprende dopo 2 giornate? Ma direi che secondo me sono 2 punti persi come il risultato era a parte, perché il Gabicce Gradara stava addirittura vincendo per 2-0. Farsi raggiungere nel 2-2, so che vedendo l'immagine ho visto alcuni errori difensivi, perciò è un pareggio che veramente gli sta stretto al Gabicce Gradara. Secondo me sono 2 punti persi. Emiliano, ieri prima dell'inizio del match avete ricevuto la Coppa per il campionato vinto in seconda categoria, arrivate da neopromossi in questa prima categoria, ieri subito l'effetto, se così vogliamo chiamarlo, il derby contro il Granata sfumato al 93esimo minuto. Sì, diciamo che è arrivato questo premio a inizio gara e a fine gara diciamo, c'è stato un po' il rammarico di non aver portato a casa i 3 punti che a mio avviso durante l'arco dei 90 minuti meritavamo, però giustamente il campo dice questo. Però siete all'inizio, c'è tempo. Io ho fatto portare Emiliano la loro maglia perché per me è bellissima, ma come sono tutte quelle delle nostre squadre che collezioneremo perché assolutamente le voglio, dopo la facciamo vedere. Fatto bene. Emiliano, hai comunque una squadra forte quest'anno e ti sei anche rinforzato perché parlavamo, hai fatto un ultimo acquisto importante. Sì, la squadra è forte perché è stata confermata all'80-90% l'ossatura dell'anno scorso e più abbiamo inserito qualche innesto di qualità e l'ultimo aggregato è Nicolas Bizzocchi che sicuramente metterà a disposizione della squadra la propria esperienza e speriamo i gol che fanno parte diciamo, delle sue caratteristiche, diciamo così. Mirko, le classiche domande alla Baldisselli che potrebbero piacere anche a te. Quest'anno vedremo più protagoniste bolognesi in eccellenza o riminesi? Una bella domanda, è un campionato molto equilibrato. Le bolognesi comunque sono ben attrezzate, tutte 5, anche se le 2 lì davanti, Cordicella e Medicina Fossattone, sono partite. Soprattutto Medicina è partito meglio del previsto, quindi attendiamoci adesso però un campionato ancora livellato, sono le prime giornate, ci sono ancora tante cose da sistemare, soprattutto le difese che sono le cose più importanti, perché sai l'attacco con la giocata, bene o male il gol lo trovi e quando si assesteranno un po' le squadre, credo che già verso la 10ª giornata inizieremo a capire un pochino di che pasta è fatto il campionato, anche se diciamo che qualcosina si intravede già.
Giacomo, ieri eri a riprendere Vis Misano Bellaria, il Misano può ripetere il campionato della scorsa stagione? Il Misano può ripetere sicuramente il campionato della scorsa stagione, però deve superare alcune piccole mancanze, nel senso che anche ieri forse credeva di aver già vinto la partita a 20 minuti dalla fine contro una squadra giovane, in vantaggio di un gol, forse doveva gestire. Penso che sia d'accordo anche il mister Bucci, perché ieri abbiamo fatto un dialogo alla fine e è venuto fuori anche questo fattore. Ebbene, allora con Silvia e con il contributo di Stefano Pappini dalla regia iniziamo a vedere i risultati per quanto riguarda la Serie D, Girone D. Ci aiuta proprio adesso Stefano, prego. Allora Silvia. sì, Serie D, Girone D, risultati: Alfonsine Correggese 0-2, Breno Progresso 4-0, Calvina Sport Mezzolara 1-2, Ciliverghe Mazzano Fiorenzuola 2-2, Forlì Sasso Marconi Zola 1-0, Lentigione Fanfulla 2-3, Samaurese Crema 1-3, Sporting Franciacorta Savignanese 3-2, Virgol Carpanetto Mantova 1-3. Sempre con l'ausilio del nostro Stefano Pappini andiamo a vedere per l'appunto la classifica dopo il quarto turno, e qui c'è il Mantova che continua a stravincere. Sì, un sacco di gol, il Mantova al primo posto 12 punti, Correggese Fanfulla 10, Crema Mezzolara 9, Fiorenzuola 8, Ciliverghe Mazzano 7, Breno Sporting Franciacorta Progresso 6, Forlì 5, Lentigione 4, Vigor Carpaneto, Sasso Marconi Zola, Alfonsine 2, Savignanese 1 e purtroppo Samaurese Calvina Sport 0 punti. Allora, prima di andare a vedere il primo servizio con te Silvia, una domanda per il nostro Mirko: è tutto già scritto in questo girone? Il Mantova è davvero la strafavorita? Diciamo che quando parti 4 partite 17 gol, insomma, credo che sia un bel biglietto da visita. Dimmi un po' gli attaccanti di questo Mantova. Allora, diciamo che i 3 attaccanti principali sono Scotto, Guccione e Altinier, che in questa categoria c'entrano abbastanza magari a gennaio poco. facciamo un po' di calciomercato, li facciamo prendere a qualche squadra. No? Non credo che il Mantova li ceda, non penso. Anzi, probabilmente rinforza. Anzi, forse si rinforzano. Io prepara la squadra. Facciamo uno scambio, no? Cioè, prepara la squadra per il prossimo anno. No, il problema, Silvia, è che in questo girone il Mantova probabilmente, almeno se non capita qualcosa di strano, dovrebbe stravincere il campionato. Adesso si toccheranno. Perché c'è un perché. Però sai, l'anno scorso hanno fatto 83 punti. Peccato per le romagnole, perché... Ma guarda, la Samaurese secondo me, perdendo Bonandi, ha perso molto e sta facendo molta fatica quest'anno. La Savignanese sono convinto che si riprenderà. Anche ieri ha fatto una buona prestazione ad Adoro senza portare a casa punti. Forlì, una squadra tutta rifatta, nuova, ha avuto anche un inizio di calendario non facilissimo. Ieri ha sofferto con il Sasso, però è una squadra che sono convinto che poi più avanti ci salti fuori, anche se mi aspettavo magari che il Forlì potesse essere una di quelle che poteva rompere le scatole. Bonandi, che è andato via dalla Samourese, è proprio andato a Forlì. Sì, adesso con questo cambio di modulo sembra che qualcosa si sia mosso. Adesso vedremo. A Forlì c'è stato questo cambio di modulo che ha portato alla prima vittoria. Quando non fai punti qualcosa bisogna cambiare. Sicuramente, anche perché noi abbiamo parlato del Mantova 12 punti, ma cominciamo a dire che ha fatto 17 gol. Quindi 17 gol sono tanti. Dietro concede, perché ha sempre preso gol. Quanti ne ha presi, Mirko, lo sai? Credo 6. Che tu sei un almanacco, no? Miglior difesa è quella di Fiorenzuola con 3 gol solo subiti. Acceleriamo un po', Silvia, cosa andiamo a vedere adesso come primo servizio di questa puntata? La sintesi, no, del I gol della Serie D, e dopo leggiamo anche il prossimo turno. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. La quarta giornata del campionato di Serie D Girone D mette in vetrina ben 32 marcature, frutto di 5 vittorie esterne, 3 vittorie interne, un solo pari per giunta terminato per 2-2. Prosegue la marcia trionfale del Mantova, 4 vittorie su 4 per un totale di 12 punti, ma il dato emblematico riguarda le nostre squadre, Totti, Forlì, Savignanese e Samaurese, come del resto la Alfonsine non assaggiano ancora i 3 punti. La Savignanese cadde per 3-2 sul campo del Franciacorta, Bardelloni apre marcature ribadendo il pallone in rete dopo la respinta corta del portiere.
Il pari arriva da Manuzzi che dentro l'area piccola raccoglie il traversone spedito dal compagno, ma il nuovo vantaggio locale perviene per opera di Mangiarotti al 53esimo, prima che l'Anner porti a 3 le marcature. Il gol di Manuzzi all'87esimo serve solo a sigillare la buona prova dell'attaccante romagnolo. Vince il Forlì al Morgagni sul Sasso Marconi Zola, decidere in match la marcatura di Pastorelli. Cade di rigore a domicilio la San Maurese, ospiti avanti con Pagano, giù si sigue il raddoppio, il tris è completato sempre dagli 11 metri a cura di Fall. Di mezzo le distanze per la San Maurese Pieri all'85esimo. Chiudiamo con la sconfitta interna della Fonsine per mano della Correggese. Con un gol per tempo gli emiliani si sbarazzano degli avversari rispettivamente con Messori e Franchini. Ebbene, anche la Fonsine continua a perdere. Volevate aggiungere qualcosa? Sì. Prego. Emiliano. Emiliano ha fatto una giusta osservazione. No, dicevamo sicuramente prima che la San Maurese ha perso molto con Bonandi, ma ha perso tantissimo secondo me nella fase difensiva, nel reparto arretrato, dove Protti è un maestro, diciamo, a livello difensivo, ma perdere gente come Rosini, Maioli, sicuramente in questo momento sta pagando soprattutto. Maioli che è andato con il ragazzo del Matelica? No, Maioli era quello che giocava nel Sant'Arcangelo, quindi nella juniore tantissimi anni fa, l'ha avuto anche Mauro Antonioli che è il nostro amico. Allora, andiamo a leggere questo messaggio. Qui scrivono per te, cara Silvia. Silvia Pedini, sei la regina del giornalismo sportivo. Ti aspettiamo al più presto allo stadio Italo Nicoletti di Riccione a vedere la giovane Fia Riccione, Dino Bicchi di Riccione. Io ti saluto, Dino Bicchi, ti ringrazio, verrò a vedervi. Mi dispiace perché ieri la Fia Riccione ha perso, però ancora c'è tempo. Ebbene, allora facciamo una cosa, andiamo a vedere il prossimo turno con l'ausilio del nostro Stefano Papini, così chiudiamo giusto, il prossimo turno anche la pagina per quanto riguarda la Serie D, Girone D, e poi andiamo a vedere il Cattolica. Prego. Alfonsine Breno, Correggese San Maurese, Crema Lentigione, Fanfulla Sporting Franciacorta, Fiorenzuola Vigor Carpaneto, Mantova Sasso Marconi Zola, Mezzolara Forlì, Progresso Calvina Sport, Savignanese Ciliverghe Mazzano. Ebbene, questo era il prossimo turno, ricordava anche Renzo prima dell'ingresso in trasmissione che giustamente le romagnole San Maurizio, Savignanese e Alfonsina ancora non hanno ottenuto nessun successo. Ieri si è sbloccato il Forlì con il primo successo interno contro il Sasso Marconi Zola. Allora io direi andiamo a vedere il prossimo turno sempre con la sua del nostro Stefano Papini. Questa volta rimaniamo in Serie D ma ci spostiamo nel girone F, un girone che riguarda da vicino il Cattolica. Ecco la grafica, ci aiuti tu Silvia, così iniziamo a vedere risultati e classifiche. Vai! Allora, Terme Fiuggi Matelica 1-1, Chieti Agonese 0-0, Città di Campobasso Vastese 1-0, Jesina Tolentino 1-1, Real Giulianova Montegiorgi 1-1, Notaresco Avezzano 2-0, Cattolica Recanatese 1-2, San Giustese Porto San Delpidio 1-1, Vastogiardi Pineto 0-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Ricordiamo in quarto si è giocato con la Recanatese al primo posto. Prego. Sì, Recanatese 12 punti, Notaresco 9, Chieti 8, Porto San Delpidio, Monte Giorgio, Città di Campobasso 7, Vastogiardi Tolentino 6, San Giustese, Matelica, Pineto, Real Giulianova 5, Vastese 4, Jesina, Agonese, Terme Fiuggi 2, Cattolica Avezzano 1. Ogni volta con te Silvia scopriamo delle nuove squadre, Vastogiardi e Agonese, quindi saranno contenti Vastogirardi e Agnonese. Va bene, veramente. Spelling, ci siamo. Cosa andiamo a vedere adesso? Vediamo se si è pronto. Adesso andiamo a vedere il Cattolica contro la Recanatese che purtroppo ha perso. Cattolica che in 4 partite ha fatto un punto. Un punto e basta, fino a questo momento. Il servizio. Ancora un punto in classifica per il Cattolica San Marino. Dopo Sant'Arcangelo i giallorossi sono costretti ad ospitare la capolista in quelli di Savignano sul Rubicone causa lavori al Calbi. In panchina assente Cassone per squalifica viene sostituito da Forchino. La Recanatese soffrendo ottiene la quarta vittoria su 4, anche se Pere e compagni devono soffrire per avere la meglio sul Cattolica passato in vantaggio con Sissé al suo secondo centro consecutivo. Sicuramente tra le note più positive di questo inizio di stagione. Neppure il tempo di esultare che 120 secondi dopo la Recanatese perviene al pareggio con Borelli. Su e
tiro cross che inganna la retroguardia cattolichina. La Recanatesi, guidata in panchina dall'ex attaccante Juve Pescara Federico Giampaolo, fratello di Marco, attualmente trainer del Milan, lavora per fare la sua partita, ma invece subisce l'iniziativa locale. Si sia l'occasione per il nuovo vantaggio, Sprecace risponde presente, da corner Berna manda al lato. Nella ripresa l'errore del capitano cattolichino Berra apre la strada del successo all'ex Rimini Pera, che presentatosi davanti al Daglietti tradisce l'appuntamento con la rete, gettando il pallone sul palo. Il Cattolica San Marino cerca di rispondere con Pasquini, ma non incide, ma la Recanatese passa e da grande capolista si vede anche in questo caso. Berra salva sulla linea in tentativo di Nodari, ma Gabrielli trattiene ingenuamente l'ex Sant'Arcangelo e Bellari a Raparo. Dagli 11 metri si presenta Pera che ghiaccia la gara in direzione Recanati. Allora Renzo, è tutto più facile con Pera lì davanti per la Recanatese, però il Cattolica si dice gioca bene ma non ottiene i punti, finora solamente uno rimediato in Molise. Ma io direi che il Cattolica è una squadra che secondo me la vedo molto in difficoltà. Io ho dovuto giocare un amichevole a Riccione e non mi ha convinto affatto, lo sto dimostrando i 9 gol subiti, i 3 gol fatti, è una delle peggiori difese del girone. Poi parlavo più prima il signore, infatti le 4 romagnole, vale a dire Alfonsine, Savignanese, San Maurese e mettiamo anche nel girone F il Cattolica, sono le peggiori difese del campionato. È grave. E oggi lo stanno dimostrando i risultati, anche se di tutte queste l'Alfonsine è quella che ha subito meno gol di tutti e 4, però c'ha il peggior attacco, ha fatto appena un gol, perciò sono squadre che secondo me dovranno lottare fino in fondo. Mentre invece questo Cattolica, cosa puoi dire? È chiaro che su 4 partite, 3 sconfitte e un solo pareggio, poi ha avuto anche la sfortuna che tutte le partite in casa ha dovuto giocare nei campi esterni. Domenica è una trasferta difficile, va a Montegiorgio, una delle squadre che sta andando per la maggiore, e poi si presume, come dicono tutti gli addetti ai lavori, che la prossima gara il Cattolica giocherà tra le mura amiche al Calvi con il Giulianova, dove speriamo che arrivassero i primi punti. Però oggi come oggi veramente la vedo in difficoltà. Senti, solo una cosa, secondo te, hai detto che adesso, oggi come oggi, sta avendo delle difficoltà, ma i tifosi cattolichini possono sperare per una salvezza? Perché tanto parliamoci chiaro, l'obiettivo sarà quello in questo campionato. Sono sincero, in questo momento no. Ma quindi Renzo, per fare un'inversione di marcia cosa bisognerebbe fare? Mettere le mani al portafoglio e basta. Okay. Già a fine settembre con questa squadra, e poi con tutto il rispetto anche per Cascioni, un tecnico che io reputo un fuori inesperto per questa categoria, un bravissimo giocatore, però anche lui ha la sua prima esperienza, avrà molto difficoltà per poter puntare in alto. Però onestamente, come ho detto prima, la squadra l'ho vista quest'estate in campo a Michelo, però non dico la verità, però onestamente con quella difesa e con quell'attacco io ho forti dubbi che il Cattolica San Marino si potesse salvare. Se a dicembre andranno di nuovo sul mercato li vedremo. Però... Giacomo, non sei d'accordo? No, sinceramente alcuni punti li posso condividere, ma non tutti. A mio avviso il Cattolica in questo momento sta ancora pagando il ritardo probabilmente di preparazione, sono partiti tardi, hanno un mister nuovo, alla prima esperienza e bisogna avere un po' di pazienza. Io la partita di ieri la interpreto come un passo positivo, è vero che non sono arrivati punti, però giocavi contro una grande formazione, una di quelle che arriverà in fondo. Sei riuscito ad andare in vantaggio e dopo purtroppo hai perso per delle piccole mancanze. Quel rigore c'è, non si può discutere, però è un po', anche il primo gol è un po' fortunoso, era un cross, quindi io se fossi un tifoso del Cattolica sarei un po' più fiducioso di comunque un girone molto complicato. Io ti voglio controbattere, scusi, però onestamente sono d'accordo che sono partiti in ritardo, però la sostanza e il menù è quello, perciò anche se parti bene non c'è la sostanza, la squadra, i 4 giovani non l'ho vista all'altezza. C'è da lavorare, c'è da lavorare. Oggi resta indubbio che a dicembre qualcosa deve essere fatto, quello è sicuro.
però non sono così pessimista. Beh, c'è anche a gennaio col mercato degli svincolati dei professionisti. Ma parlate piano quando dite mercato, perché Renzo già vuole che tirano fuori i soldi dal apposta, portafoglio. Bravo, voi due mettete zizzane, Ma non è di quello, ma penso a tutte le romagnole, vedi la San Maurese, vedi l'Alfonsini, vedi lo stesso Samignanese, perciò non stanno ripetendo i campionati della prossima stagione. Anche la San Maurese, la presenza di Bonandi si vede e si sente, però... Emiliano, cosa pensi? No, è tutto giustissimo, cioè, è un giusto mix secondo me, cioè, nel senso che è normale che se i punti non stanno arrivando da qualche parte il problema c'è, poi dovuto alla rosa attuale, a un eventuale mercato futuro o a una preparazione che comunque è partita in ritardo, tutto porta ad avere un punto dopo 4 partite. Giusto, è arrivato un messaggio... Un po' tosto, che quindi lo faccio grazie. Non sono la miglior giornalista sportiva, scrive il tuo amico Dino. No, ma infatti ho le cicatrici dentro e fuori perché mi assumo le responsabilità, ma non ho problemi a leggerlo. Un messaggio di un nostro telespettatore dice: il Cattolica non esiste più, quello è San Marino. San Marino Cattolica, chi va in campo sono i ragazzi, l'allenatore, contano i risultati. E giocano al calbi di Cattolica. Legalmente il San Marino, in realtà il Cattolica sempre. Però penso che i tifosi del Cattolica dovrebbero essere contenti che oggi come oggi al Calvi c'è una squadra che forse se non veniva il San Marino non dite che al Cattolica probabilmente non si iscriveva. Non si iscriveva. È vero, probabilmente i tifosi si devono anche accontentare e il sindaco di Cattolica ha fatto di tutto per portare una squadra cattolica, altrimenti al Calvi ci facevano il parcheggio. Era finito l'esercizio provvisorio, la federazione non gliel'avrebbe riconcesso perché durava un anno, quindi diciamo che Mancini ha dato veramente una grossa mano a Cattolica per riportare addirittura il calcio in Serie D. Poi, ripeto, è un girone molto complicato, però mi auguro che ce la possano fare. Andiamo a vedere il prossimo turno con l'ausilio del nostro Stefano Pappini, con la tua collaborazione, cara Silvia. Allora, lo leggiamo: Porto Sant'Elpidio, Atletico Terme Fiuggi, Avezzano Jesina, Matelica Chieti, Montegiorgio Cattolica. Com'è il Montegiorgio? Ha detto bene Renzo, è la squadra che in questo momento sta facendo bene. Poi c'è un bravo natura, porta il mio stesso cognome. Più Monte che Giorgio. Agnese Real Giulianova, Pineto Città di Campobasso, Recanatese Notaresco, Tolentino Vasto Giardi, Vastese Santa Giustese. Che oltre a non leggerli bene, tu me li scrivi anche minuscoli. E poi domenica Vasto Giardi, quindi Vasto Giardi. E poi domenica c'è il big match tra Recanati e Notaresco, la prima e la seconda l'ha letto nel suo gne. Anche Matelica Chieti non è male, che Matelica sono convinto che ritorna. Però il Matelica sta un po' deludendo, 5 punti contro i 12 della Recanatese. È un girone difficile, anche il campo basso dovrebbe fare. Non mi toccare le squadre molise, non sai che il girone F è il girone della Recanatese c'è una cosa fortissima, e poi facciamo due nomi, Borrella e Pire, che fanno la differenza. Va bene, vi giuro che la prossima volta vi porto nelle Marche, se continuiamo a parlare solo di squadre marchigiane andiamo in onda su Telemarche, non più su Telerini. Dai! Eccellenza Romagnola, che siamo di corsa, che abbiamo 12 servizi da far vedere, dopo la gente da casa ci sgrida. Andiamo a leggere i risultati? Leggi i risultati. Argentana Castrocaro 1-2, Granamico Diegaro 0-1, Marignanese Corticella 1-1 all'ultimo minuto, Masi Voghiera Classe 2-1, Medicina Fiariccione 1-0, Sant'Agostino Copparese 2-0, Sampa Imola Castenaso Calcio 2-2, Coriano del Duca Ribelle 1-4, Vadese Zola Football Cavaronco 2-1. Bravissima, non l'ha chiamata Serpa Imola, ma Sampa Imola. Hai visto come è stata brava questa volta? Li aspettiamo da noi, gli ospiti. La Torello, Li aspettiamo. Hanno una bellissima maglia, tra l'altro, visto che tu collezioni le maglie. Andiamo a vedere la classifica. Allora, il Diegaro al primo posto a 12 punti, del Duca Ribelle 10, Medicina Fossatone 9, Vadese Zola Corticella 7, Tropical Coriano Sampa Imola, Masi Voghiera 6, Castenaso Calcio, Marignanese, Fiariccione 5, Granamica 4, Football Cavaronco, Castroccaro, Classe, Sant'Agostino, Copparese 3, sono tutte lì, Argentana 1. Sono tutte lì, non scappano dalla grafica, no. stai tranquilla. Allora, abbiamo 2 servizi, uno con la collaborazione anche tua di Simone e di Cristian della ieri io e Simone Massaccesi eravamo a Coriano. Salutiamo Simone, mi raccomando. Per Tropica Coriano. Saluta Simone, saluta Simone che dopo ho sportato 2 o 3 cose un sorriso, dire. No? Certo. Dai, cosa devo vedere adesso? Se pronta la lancio io. Andiamo a vedere Coriano del Duca Ribelle. No, partiamo prima da Marignanese Corticella. Vai.
Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia nelle nostre mani. A San Giovanni Marignano si affrontano Marignanese e Corticella, squadre distanziate in classifica di 2 sole lunghezze. Per il momento la Marignanese ha timbrato la casella della vittoria del pareggio dalla sconfitta dopo il KO nella supersfida col Diegaro di domenica scorsa e dopo l'importante successo nel recupero di mercoledì con il Classe. La formazione di Lilli trova di fronte una signora squadra che non conosce mezze misure, con 2 vittorie e una sconfitta. L'inizio è di marca ospite. Nanetti pennella per trombetta, la cui conclusione ravvicinata chiama al miracolo Azzolini. Meno pericoloso l'assolo tentato da Nanetti 2 minuti più tardi, con parata facile questa volta dell'estremo di casa. L'acuto della Marignanese è affidato al piede caldo di Conti, che da calcio piazzato impegna così Garoia. Il Corticella sblocca la gara poco dopo. Cross di Nanetti, velo di trombetta per la corrente Broglia, che viene steso a giudizio arbitrale da numero 2 Ferrari, che rimedia nell'occasione il giallo. Il replay ci aiuta a capire meglio il contatto che avviene tra il numero 2 di casa e il numero 9 ospite. Dagli 11 metri si presenta Nanetti, che trasforma nel set alla destra di Azzolini per l'1-0 ospite. La Marignanese opta per la soluzione della distanza. Lo scambio Conti cade secchi fa sporcare i guantoni a Garoia, e quando dall'altra parte Trombetta decide di suonare la carica sono brividi per la difesa giallo-blu. Ma anche il Corticella rischia di tagliarsi la corda da solo quando Tonelli, Garoia giocano alla prendo io, la prendi tu. Ecco che nasce una frittata che per poco Rivi non tramuta in gol. Squadra a riposo sullo 0-1. Ad inizio ripresa Nanetti sotto misura sfiora la marcatura, e quando Ferrari carambola così su Marchesi rimedia il secondo giallo, lasciando anzitempo il terreno da gioco Marignanese a questo punto in 10 unità. Sembrerebbe la classica domenica, no, invece la Marignanese inizia a giocare. La rovesciata di Rivi si spegne alta. Dall'altra parte Nanetti si esibisce in un dribbling non look, vedo e non vedo, a vedere il pallone finale e il portiere Azzolini basta e avanza per mantenere in vita la Marignanese. Da punizione di Conti Garoia vola sul colpo di testa di Sartori a dire di no, ma dalla conseguente rimessa laterale in pieno recupero i Lilli Boys trovano il pareggio proprio grazie alla deviazione finale di Sartori, che mette i titoli di coda decretando l'1-1 finale. Allora, ieri ho visto, sempre tramite la Silvia che si è sdoppiata, un Oscar Cevelleri un po' così, no? Dire, abbiamo agguantato il pareggio al 95, è andata bene perché abbiamo giocato con una signora squadra. Tu che sei nel bolognese, abiti lì, vivi lì, tutto quanto, allora il pareggio è stato questo. Corticella è una buonissima squadra, è una squadra probabilmente non da primi 2 posti, ma è una squadra da primi 5. È una squadra che è stata costruita molto bene, dei giovani interessanti. Avete visto insomma i numeri di Nanetti, che Nanetti fino a 2 anni fa giocava nel campionato inglese, nelle serie dilettantistiche, però serie dilettantistiche di un certo livello. Si vede anche a un altro passo, dai. Si vede dal numero, quindi ha fatto un numero. Quindi un buon punto per la Marignanese. Calcolando che la Marignanese ha qualche infortunato di troppo ultimamente, direi che è stato un punto d'oro, come è stato anche conquistato. Corticella, ripeto, si è visto sfumare comunque una vittoria che l'avrebbe lanciata veramente nelle zone altissime della classifica, ma credo che alla fine poi sulla carta entrambe forse avrebbero firmato, visto la situazione, il pareggio. Poi sai che quando si pareggia, quando cambia il risultato al 93esimo, poi alla fine poi le cose cambiano. Chi lo vince il campionato? Il Diegaro e del Duca di Bello, oppure c'è una terza incomoda che noi non conosciamo? La stessa Marignanese, che la Marignanese è stata costruita per fare un campionato importante. Lilli è bravo, adesso ripeto c'è un po' di infortunati, un po' troppi. Esatto, come ha già detto, però è un campionato Sartori molto l'ha recuperato non si sa come, però comunque è un campionato dove non c'è la squadra che battezzi, no, ma non c'è neanche quella che puoi battezzare anche come ultima classificata. È un girone come sempre molto molto difficile da decifrare, anche se insomma, diciamo che il primo posto del Diegaro, anche se con qualche episodio anche che gli è girata anche bene, tipo la partita proprio con la Marignanese, comunque sono segnali. Diciamo che per adesso sono 4 giornate di campionato, si può scaravoltare tutto, quindi ancora presto. Quelle dietro, a parte Sant'Agostino, che sono convinto che lo troveremo nelle prime posizioni, avranno delle difficoltà secondo me l'Argentana, che ha una squadra molto giovane,
perché l'ex mister della Juniores del Mezzolara Fabbrica si è portato con sé 5-6 giocatori che aveva l'anno scorso, però per adesso ha un po' di difficoltà, e poi diciamo che insomma, la classifica del resto è ancora abbastanza equilibrata, quindi aspettiamo magari ancora 5-6 giornate e poi iniziamo a capire un po' di che morte moriranno. Allora, Renzo, preparati perché tra poco ti toglierai quella giacca che ti ho fatto una sorpresa di quelle che ti piacciono a te, poi ti faccio divertire come ti piace a te. Cosa andiamo a vedere adesso? Adesso andiamo a vedere il servizio di Tropical Coriano del Duca Ribelle. Perfetto. Starter Green dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda. A Grande di Coriano, primo big match di stagione tra due squadre che lo scorso anno hanno dato spettacolo nel torneo di promozione, conquistando rispettivamente secondo posto e Coppa Italia e terzo posto attraverso playoff valevoli per il ripescaggio in eccellenza. Tra le file coreanesi spicca l'ex attaccante Dumitru. Con le riprese a cura di Simone Massaccesi con la collaborazione della Punto Gol Sport andiamo a vedere le immagini inerenti a questa sintesi. Il coreano alza da subito la voce quando a calcio piazzato il tiro di Ricci viene raccolto in piena area di rigore dal compagno Costantini, che non si lascia pregare portando i biancorossi in vantaggio. Il coreano dalla distanza si rende nuovamente pericoloso chiamando alla presa l'attento Ruffilli. Poco dopo la formazione di Zagnoli però rimane in 10 uomini per l'espulsione di Vitaioli. Il replay ci mostra per l'appunto il calcetto del numero 10 al numero 10 ospite Petricelli. Ma il coreano ha la grande chance del raddoppio con l'ex Dumitru, che in velocità viene murato dall'ottimo Ruffilli, ma da gol mangiato si passa a gol subito. Polini inventa una traiettoria velenosa dalla distanza che beffa Romani alla propria destra, parità ristabilita in campo. Dall'altra parte Ricci schiaccia troppo la conclusione, mentre a dimenticare il tentativo di Panzavolta, più pericoloso il colpo di testa di Stucchi che chiama la risposta a Romani. Nella ripresa Polini ci prende gusto e tenta il secondo esploit della domenica, ma nulla da fare. Ma è un monologo del Duca Ribelle che prima trova il gol del sorpasso con Castagnoli, poi triplica con il no entrato Semeraro, bravo nel seguire e finalizzare l'azione partita dal compagno. Ci prova dall'altra parte Marconi senza fortuna, mentre in velocità il no entrato Savelli sfiora il poker che la formazione ospite troverà poco dopo con lo stesso Savelli, bravo a scaricare in velocità il pallone servito dal compagno in fondo alla rete. Il coreano cerca in finale il gol della bandiera, ma le conclusioni di Marconi e Ricci si spengono rispettivamente tra i guantoni di Ruffilli e al lato. 1-4 che non ammette repliche. Il coreano fa quel che può in 10 uomini, del Duca Ribelle ne approfitta nel migliore dei modi, portando a casa una vittoria meritata. Ebbene, 4-1 il finale. Renzo, tu hai avuto modo di vedere anche il coreano mercoledì sera, è una squadra che può essere protagonista secondo te, raggiungere l'obiettivo, quello di una salvezza, oppure no? Adesso la salvezza è un po' prematuro, io penso che il Tropical Coriano ha tutti gli ingredienti per fare un buon campionato, non da vertice ma un buon campionato. Io penso che gli obiettivi delle tre squadre, quello della Fioriccione, la Marignanese, lo stesso Tropical Coriano, non sono partiti secondo me con il piede giusto e perciò sono un po' a relento. Ecco, onestamente il coreano io l'ho visto mercoledì con l'Argentana, ha vinto, però non mi ha convinto più di tanto perché è passato in vantaggio anche con un grandissimo errore del portiere dell'Argentana e poi ha trovato il secondo gol, però l'ho visto in difficoltà. È chiaro che ieri con il Duca Ribelle l'espulsione di Vitaioli è un po' influenzata sulla gara, però onestamente anche Vitaioli, un giocatore, la sua grande esperienza, che ha giocato a livelli alti, fare un fallo di quel genere, anche se per l'arbitro, noi diciamo che onestamente l'arbitro non sa se il gesto, il fallo è pesante o non pesante. Lui ha condannato il gesto Penso, è da espulsione. Sai che sei stato un arbitro, lo daresti un rosso all'ottavo minuto? Io lo do anche al primo minuto se c'è. Io ho dato il rigore al 95esimo, ho dato il rigore ai primi minuti, ho espulso dopo 2 minuti, ma lì l'arbitro onestamente ha condannato il gesto di Vitaioli. E Vitaioli onestamente, un ragazzo della sua esperienza, della sua grande genialità, un giocatore come lui, quel gesto non lo doveva fare. Che dopo l'arbitro ha avuto troppo forte influenza nel buttarlo fuori, però giustamente l'arbitro non sa a vedere se il gesto è il calcio piccolo. Lui ha condannato il gesto va punito e l'arbitro poi ha adoperato il rosso, però con questa espulsione io secondo me così la società la prenderei più con Vitaioli che con l'arbitro.
Ieri grande del Duca Ribelle a Coriano, quando rientreranno gli infortunati in delicato Zoffoli, Bigliadori e Forti, ne vedremo delle belle. Andiamo a vedere il prossimo turno, ragazzi. Del Duca Ribelle. Prossimo turno del Duca Ribelle, Vadese Zola, Castenaso Calcio Castroccaro, Classe Tropical Coriano, Copparese Sampa Imola, Corticella Medicina, Diegaro Masi Voghiera, Football Cavaronco Sant'Agostino, Fiariccione Argentana, Granamica Marignanese. Ok, allora io adesso direi di passare alla promozione perché abbiamo 4 servizi di questo girone, quindi cara Silvia, con l'aiuto di Stefano andiamo a vedere risultati e classifiche, ci aiuta proprio adesso Stefano, vai! I risultati della promozione girone D: Fossoghiaia Bagnocavallo 0-0, Pietracuta Gatteo 2-0, Reno Gambettola 0-2, Santermete 2M 1-4, San Pietro in Vincoli Cervia 3-1, San Pierana Sparta Bolognese 2-1, Torconca Russi 3-1, Vismisano Bellari Giamarina 1-1, Visnova Feltri a Faenza 2-3. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Vai. Al primo posto 2M 1992 10 punti, Russi 9 punti, Torconca 8 punti, Pietracuta, San Pierana, Vismisano, Faenza 7 punti, Visnova Feltri a 6 punti, Gambettola, Sparta Bolognese, Bellari Giamarina 5, Gatteo, San Pietro in Vincoli 4, Cervia, Santermete 3, Fossoghiaia, Reno 2, Bagnacavallo 1 punto. Benissimo, allora io direi, cara Silvia, di iniziare con te a vedere tutte le sintesi di questo girone, poi ogni sintesi poi passiamo a sentire gli ospiti per quanto riguarda anche il resoconto del match. Esatto. La prima sintesi. La prima sintesi, Santermete, Scott 2M 1992. Arriva, A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. A Santermete Stadium i Verdi ospitano il 2M. Va in scena questo anticipo al sabato pomeriggio per quello che concerne il campionato di promozione romagnola girone D, per sfruttare al meglio la domenica calcistica per un memorial riservato alle formazioni giovanili alle quali la società tiene in modo particolare. Entrambe le squadre arrivano a 2 pareggi, quello a reti bianche a domicilio per il 2M e quello raggiunto in esterna sul campo dei Gambettola per il Santermete. Sono 7 i punti della formazione ospite contro i 3 raccolti dalla formazione di Pazzini. Ospiti subito pericolosi dopo 2 minuti con la punizione di Gregori, ribattuta da Rossi. Il Santermete risponde 60 secondi più tardi con questa incursione di Castiglioni bloccata senza problemi da Tatullo. La partita è giocata a viso aperto, Rossi viene chiamato alla respinta di piede, ma da questo momento in poi i Verdi salgono in cattedra. Mancini tenta il tiro a giro chiamando la deviazione in corner a Tatullo, segue Vucai con una conclusione della distanza con relativa presa a terra sempre di Tatullo. La mattonera da posizione defilata a parte sinistra diviene meta preferita, Mancini chiama la nuova presa a Tatullo, ma proprio su questa fase nasce il gol al 12° del Santermete. L'ex Granata Mancini fa quello che vuole, in velocità, mai lasciare spazio a costui a classe 98 che davanti a Tatullo, corso alla disperata in uscita, trova il tocco vincente per l'1-0 della formazione di Pazzini. Passano 60 secondi e Vucai sfiora il raddoppio, tentativo deviato in corner. È un monologo dei Verdi, Mancini inarrestabile, Tatullo ci mette nuovamente una pezza chiudendo lo specchio della porta. Finalmente si rivede anche la 2M, traversone smanacciato da Rossi, prima che la conclusione di Giacobbi chiami alla presa in 2 tempi l'estremo di casa. Il Santermete sul versante opposto si divora il raddoppio, Genghini mette al centro e Belloni esegue un perfetto colpo di testa con Tatullo che in tuffo evita il colpo del KO. L'ultimo tentativo chiuso di tempo è ad opera del Puma Ciccarelli, pallone sul fondo, squadra a riposo, solo 1-0. La ripresa parte come da coppia del primo tempo, la punizione di Gacovicai è fuori misura. Santermete ancora sugli scudi, l'iniziativa a cura di Mancini, pallone questa volta sul fondo. La 2M si di lì a poco, il tiro di Giacobbi viene bloccato da Rossi, ma è il preludio al gol che arriva dallo stesso Giacobbi che al volo in girata beffa Rossi, pallone centrale ma potente per l'1-1 da applausi.
Ma attenzione a quello che succede nei 2 minuti a seguire. La punizione di Gregori si stampa con una deviazione sul legno alto alla sinistra di Rossi, con deviazione finale in corner. Martino dà segni di preoccupazione e in effetti dal corner i biancorossi eseguono il sorpasso. Il colpo di testa vincente è a cura di Krastev, che in tuffo batte Rossi per il 2-1, che sa davvero di rimonta. La risposta del Santermete arriva dal lancio di Gakko Vukai. Vukai velocità sbatte contro Tatullo, ma l'arbitro ben appostato fa segno di proseguire. Il replay dimostra quanto accaduto, ma le proteste portano alla relativa espulsione da parte del centrocampista in maglia numero 10, che inguaia i propri compagni perché la 2M non perdona. Dal traversone dalla destra il pallone viene smistato nei piedi del neoentrato Giordani, che trova il gol del sabato pomeriggio indirizzando nel set alla sinistra di Rossi il pallone del Tris, con tanto di esultanza finale con i rispettivi tifosi. Ma il poker è nell'aria. Dal rilancio dalla propria metà campo Gregori parte in velocità e accompagnando il pallone tra i piedi infila Rossi per l'1-4 finale. Abbracci anche per lui, fine dei giochi, e ad andarsene per il malcontento del secondo tempo dei Verdi e perfino lei. Per i 2M 10 punti in classifica. Per una notte aspettando i risultati della domenica calcistica, i biancorossi meritatamente viaggiano in prima classe, ottenendo l'accesso al primo posto in classifica. Voi due ridevate quando avete visto il fotogramma che ho fatto l'inquadratura che ho fatto su Alex, ormai è diventato il mito. Allora, questo Santermete. Alex sindaco minimo, questo Santermete. Se guardiamo il primo tempo, bene. Forse il primo tempo meritava anche qualcosa in più. Secondo tempo non bene, ma mi sorprende questo 2M. Adesso era riuscito a ribaltare la situazione, poi Emiliano Vukai ha perso un po' la testa perché non la vedo. Loro hanno recriminato, c'era il fallo, non c'era il fallo, come l'hai visto tu anche la represa? Io sinceramente non vedo un'azione così fallosa da o espulsione o rigore, probabilmente anche fuori area, ma non vedo un'uscita del portiere così, come posso dire, di gioco pericoloso. A mio avviso è più Emiliano Vukai che cerca di prendere la palla, non riesce a prendere la palla, però non vedo questo fallo evidente. Mirko, sì. Ma a me sembrava più Vukai che andasse sul pallone, ci può stare il gioco pericoloso, però gli dai un giallo, non un Sarà rosso. contento Alex, vi siete guadagnati la sua amicizia sicuramente questa sera. No, però effettivamente se si vuole esagerare ci può stare la punizione col cartellino giallo, più di quello no. Però reclamare e farsi buttare fuori forse alla fine è stata più dannosa questa soluzione. Però ripeto, a me sorprende questo 2M, un gol subito e una neopromossa. Non so quanto terrà questo campionato con questo ritmo, però per il momento veramente bene. A me sorprende anche questo Torconca che ha 8 punti e se la gioca. Sinceramente ti sorprende il Torconca, però tanta roba. No, uno davanti che in 4 partite ti ha già fatto 4 gol. Non è detto che un attaccante però che gli anni passati ha fatto tanti gol, poi dopo arrivi in una squadra ne faccia tanti. La domenica c'è Scotto M Torconca. Bella partita, te sarai lì a riprendere per me, te lo dico già. Va bene, cosa andiamo a vedere adesso? Andiamo a vedere un'altra sintesi, giusto, di Pietracuta e Gatteo. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Dal 18 al 22 ottobre vi aspettiamo a Milano per la 41esima International Hospitality Exhibition, padiglione 3, stand M53 e N52. Pietracuta e Gatteo si affrontano al Bindi nel quarto turno del torneo di promozione Romagna Girone D. Le due compagini viaggiano appaiate in classifica a quota 4 punti. La direzione di gara è affidata a Torricella di Ravenna, un po' troppo fiscale, il gioco spezzettato varie volte, specie nella prima frazione di gara. Alla fine finirà sotto il sottacquino rosso anche il neoentrato Bargelli, un episodio da rigore discutibile e un'espulsione non decretata, ma andiamo con ordine. Il Gatteo in maglia rossa si getta subito in avanti, con questo fendente dalla distanza
distanza a cura di Ricci, neutralizzato dalle Ardini. Il Pietracuta risponde con Fratti, tiro a giro dell'attaccante ma fuori misura. Il Gatteo gioca in scioltezza, l'asse Comuniello Fancello provoca la battuta finale proprio dell'attaccante in maglia numero 11 con le Ardini che blocca distendendosi alla propria sinistra. Alla mezz'ora l'episodio che lascia parecchie perplessità agli uomini di casa. Josop perde palla a favore di Fabri, il numero 8 serve il compagno Tomassini che sembrerebbe essere esteso dall'altro numero 10 Camillini. L'arbitro fa cenno di proseguire, il replay ci fornisce utili indicazioni. Il Pietracuta non demorde, Fratti su punizione chiama alla presa l'attento Niang, mentre su fine di tempo porta a spasso avversario il pallone, ma Niang si distende nel tentativo di neutralizzare il suo tiro cross, ma fornisce un assist invitante per Fabri che si lascia ribattere la propria conclusione dal muro difensivo giallo-rosso. Giallo in area di rigore anche del Pietracuta, Comuniello, il migliore dei suoi, cade a terra, ma anche in questo caso Torricella lascia proseguire decretando pochi istanti dopo la fine della prima frazione di gioco. Con le immagini passiamo alla ripresa sicuramente più emozionante, il tiro dalla distanza di Tomassini è da dimenticare, mentre si divora l'occasionissimo del vantaggio Bertozzi favorito dal lancio di Guidi. Il Pietracuta non rimane certamente a guardare, rimessa di Mularoni a servire Fratti, palleggio in area di rigore Sombrero e tiro sul palo di Niang che devia in corner. E quando il gol sembra cosa fatta, l'apertura di Evaristi per Tomassini porta a questo tiro che si spegne alto, mentre la punizione di Fratti fa volare Niang alla propria sinistra a dire di no. Il Gatteo in sordina avanza, l'asse Bertozzi-Fiori porta a queste recrimini con conseguente scambio di scaramucce tra Bertozzi e Lardini. Anche qui Torricella sorvola e mentre Tomassini spara alle stelle l'ennesimo pallone del match, il Pietracuta sblocca meritatamente la gara. Il noentato Bruma penetra in area di rigore e batte Niang in uscita alla disperata. 1-0 e festa grande in casa rossoblù. Bruma divenuto tra l'altro un idolo dei giovani tifosi di Pietracuta. E sulle ali dell'entusiasmo Fabri serve Fratti che in volée spedisce di poco al lato guadagnando l'applauso del pubblico locale. Comuniello sul versante opposto fa venire i brividi alla difesa locale, tiro cross che si spegne al lato, poi su una battuta di una punizione Pugliese già ammonito stoppa la sfera col braccio, l'arbitro decreta il giallo e poi l'espulsione, ma su segnalazione del suo assistito ci ripensa e ammonisce Josop considerando lui reo del fallo, ma prenderanno entrambi una svista enorme. Della conseguente punizione se ne incarica Evaristi che sfiora la marcatura e quando in pieno recupero Bomber Fratti riceve il cioccolatino comodo da scartare e da depositare in fondo a rete quasi non sembra vero per il 2-0 del Pietracuta. Ora la festa è completa. Fine dei giochi? Manca a dirlo. Prima del rompete le righe il neoentrato Bargelli rimedia per un intrattazzo il cartellino giallo, poi rivolge qualche parola di troppo al direttore di gara che lo espelle, decretando successivamente la vittoria meritata del Pietracuta. Per il Gatteo il solo Comuniello non basta, la squadra di Giorgini gioca un tempo alla pari, nella ripresa si spegne lasciando decisamente l'ultima mezz'ora di gioco a Fratti e compagni. Ha risposto il tuo amico Alex dicendo spero che ce lo diano domenica a Bellari il rigore. No, Alex, a parte che mi sa che Vucai, purtroppo mi dispiace, sarà squalificato, almeno spero, perché lo ritengo veramente un giocatore di livello. Però non si può sbagliare sempre, su. Forza Gambettola, vai Verdi, De Boss. E poi leggiamo un messaggio che arriva da Nuova Filter, c'è una domanda da Nuova Filter per voi due, tu e Renzo, ve la rivolgo dopo quando vedremo il servizio del Nuova Filter. Emiliano, è difficile questa categoria quest'anno, hai visto che tasso tecnico che c'è? Sì, sicuramente un bellissimo campionato, molto equilibrato. Ci arriva il Villamarina? Adesso non esageriamo, Villamaria deve pensare prima a mantenere la categoria che è già nuova la prima. Perché la pedina è già pronta per festeggiare con voi. Teniamocela stretta la prima categoria, l'abbiamo inseguita per 3-4 anni, abbiamo perso 2 finali playoff, finalmente l'anno scorso è arrivata la vittoria del campionato, direi che ce la siamo sudata, adesso teniamoci stretta la categoria. Renzo, questo Pietracuta ti convince? Ti è piaciuto? Ma velocemente? Secondo me è una delle squadre, forse una delle migliori Romagna, insieme al Misano e al Torconco. Sono le 3 squadre che secondo me hanno qualcosa in più del Nuova Feltria, del Sant'Armete, del Gatteo. Ecco, poi davanti a Fratti e Bruma che secondo me fanno la differenza. Ho visto un buon Pietracuta e penso che se gioca così avrà molte soddisfazioni.
Ecco, c'è qualcuno che beve durante il nostro programma, Giacomo Alpini, miglior opinionista di sempre. Giacomo, tu e Massimo, dove vi siete nascosti sabato sera? Tu, Massimo Zanini. Quindi dopo Massimo lo troveremo nella seconda parte con Sport Up e tutto su Rimini Calcio. Non so a che riferimento a quale partita, non ti so dire. Io sabato sera ero a festeggiare il mio compleanno. C'era un derby? Sì, c'era un derby, ma io ero a festeggiare un campionato, il mio compleanno, non ho visto nulla. Va bene, noi però abbiamo visto la partita di ieri che tu hai ripreso, ce l'abbiamo fatta forse adesso, non al 100%, ma almeno all'80%. Giacomo ieri ha ripreso finalmente una partita di calcio. Quindi la sintesi di Misano Bellaria è tua, Giacomo? No, le riprese sì. Quindi vediamo se sei oltre al miglior opinionista anche un futuro cameraman. Vai, con la prossima sintesi, Misano Bellaria. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. A Santa Monica di Misano si sfidano due squadre con stati d'umore opposti. 6 punti ottenuti dai padroni di casa contro i 4 degli ospiti. In casa Bellaria preoccupa il tonfo interno rimediato col Pietracuta, mentre dall'altra parte Bucci e Company sperano di ripetere quanto di buono fatto vedere nella precedente stagione. Ma occhio però, l'effetto sorpresa non conta più, per una realtà concreta. Gli ospiti, desiderosi del riscatto, partono forte. Direttamente a calcio piazzato Sacchi è costretto a smanacciare. A Galassi però non riesce il tapis vincente. Il Misano risponde con i cross di Imola a cercare la testa di Stella che deposita il pallone sopra la traversa. Più preciso il colpo di testa di Urbinati che diviene una comoda parata per Forastieri. Lo stesso numero 7 si ripete, bravo questa volta nell'anticipo con la sfera che si accomoda lentamente fuori dalla porta difesa da Forastieri. L'asse Politi Stella produce questo colpo di testa sul quale Forastieri si dimostra superlativo. Squadre bloccate sullo 0-0. Sacchi dall'altro lato non vuole essere da meno del collega. Sventa così il colpo di testa di Fusi, arrivato da una battuta di un corner. Il finale di prima frazione riserva questo assolo di Serafini, terminato tra i guantoni di Forastieri. Nella ripresa la situazione si sblocca, ma prima si ricomincia dagli stessi protagonisti di chiusura di tempo. Serafini da posizione defilata impegna a terra Forastieri. Lo stesso Serafini apre per il compagno pari, la cui conclusione si spegne di poco alla sinistra di Forastieri. Ma pressa e ripressa, tenta e ritenta, prima o poi arriva il famoso slogan con la scritta "Hai vinto". Serafini combina con il neo entrato Benedetti che in area di rigore penetra senza difficoltà, liquidando la pratica Forastieri. 1-0 per la Vis Misano, primo piano meritato per i protagonisti anche della panchina. La Vis Misano sfiora la nuova marcatura con un tiro a giro di Urbinati terminato sul fondo. Il Bellaria invece si rivede con questo tiro di Paganelli bloccato da Sacchi, ma proprio Paganelli dà la scossa per il pareggio. Il suo tentativo a pallombella per poco non inganna Sacchi, che è chiamato agli estremi sul conseguente calcio d'angolo che porta a colpo di testa di Fusi. Politi dalla distanza invece ci prova direttamente a calcio piazzato. Forastieri risponde in corner, ma il Bellaria rimane in partita. La gara è piacevole, con azioni da una parte e dall'altra, e da una di queste nasce la battuta da fuori area di Loi, entrato a qualche minuto con una netta deviazione che porta al pareggio ospite. 1-1 e ristabilita la parità in campo. E quando su questo tiro cross a Vivo non riesce quel tocchetto che avrebbe ingannato Sacchi, si capisce quanto sia ancora viva questa partita nonostante siamo alle battute finali, con lo stesso Vivo che, prendendo spunto dal suo cognome, impegna Sacchi. L'ultima azione di marca locale con un tocco sotto misura che si conclude al lato. 1-1 in finale. Vis e Bellaria si equivalgono oltre che nel risultato anche a livello di forza in campo, pari a nostro avviso giusto. Pari giusto ieri? Pari giusto, bella partita, ma come dicevo prima forse il Misano nel secondo tempo doveva stare un po' più attento a questi giovani ragazzi del Bellaria. Ieri 6 del titolari del nuovo Millennium, quindi una squadra molto giovane, però ha dato veramente una risposta al 4-0 della domenica scorsa. Veramente da fare i complimenti a questi ragazzi, perché dopo un 4-0 in casa riuscire ad andare a prendere e rimontare un punto a Misano è stata una grande prova. Allora sì, andiamo a vedere la prossima sintesi, l'ultima quanto riguarda. L'ultima, sì, Nova Feltri a Faenza. Il Nova Feltri ospita lo stadio Valentino Mazzoli di Faenza, squadra con trascorsi storici importanti in Serie C. La squadra di Mugellesi arriva dall'importante vittoria esterna di Bagnacavallo, ma questa volta è orfano in avanti del match winner di 7 giorni prima, alias William Muratori. Spazio dunque alla gioventù, fiducia in avanti e Enea Sartini. Il Faenza arranca in promozione. 2 lunghezze in meno del Nova Feltri in virtù di un inizio che ha visto una vittoria, un pareggio e una sconfitta, ma gli ospiti ci mettono 3 minuti per sbloccare il match. Dal cross proveniente dalla sinistra la zampata vincente in piena area di rigore porta la firma di Lanzoni. Nulla
poi l'estremo di Casa Battani, il quale risponde presente quando sull'asse Lanzoni-Montemaggi chiude ottimamente lo specchio della porta proprio sul numero 7, evitando il 2-0. Ma l'ex Morciane San Lorenzo si ripete quando Salazar, libero di affondare, lascia partire un destro sul quale il portiere si fa trovare pronto. Ma alla mezz'ora si vedono i limiti degli ospiti quando da questo calcio piazzato battuto da Balducci, Mezgur è libero di provare una conclusione non certamente irresistibile ma efficace, che lascia immobili retroguardia e portiere. 1-1 e via alla gioia timbrata Mezgur. Il tempo di uscire dalle spogliatoie è come in avvio di gara in Nuova Fetta subisce gol nella ripresa. Il cross questa volta di Salazar, ma la testa vincente è quella di Montemaggi che sigla così il nuovo vantaggio faentino. I gialloblu di casa, quest'oggi maglia bianca, impostano l'azione del pareggio. L'asse Balducci-Piva trova sulla propria strada Ravaglia a dire di no. Nel frattempo, infortunio a corsa al guardaline, che poi, fortunatamente, riprenderà la propria posizione in campo. Il Nuova Fetta continua ad attaccare. La punizione di Narducci produce il colpo di testa di Filippo, ma Ravagli c'è. Ma il portiere è costretto ad alzare bandiera bianca quando dal cross di Balducci Narducci raccoglie il pallone al volo, scaraventando dentro la rete veleno e pallone per il 2-2, con tanto di esultanza finale. Meritati gli applausi anche per l'ex Sampierana. Come in occasione della prima rete, il Nuova Fette non ha neppure il tempo di esultare per il pari che prende il terzo gol di giornata. Questa volta è Missiroli a perforare la porta giallo-blu, rispedendo sul segno 2 l'incontro in schedina. Da corner lo schema si ripete come in occasione del gol, Balducci batte e Narducci prova la nuova volée, ma questa volta non inquadra il bersaglio. Si chiude in proteste, il neo entrato Crociani recrimina per un penalty non sanzionato dal direttore di gara. I protagonisti sono per l'appunto i giocatori di casa in maglia numero 15 e il difensore ospite Albonetti. Il replay a 2 velocità ci aiuta a comprendere meglio la situazione da gioco. Termina qui una gara che mette in risalto le difficoltà delle difese di ambedue le formazioni, che però, risultato a parte, possono sorridere sulla fase offensiva. Cinici ragazzi di Moregola, tenaci quelli di Mugellesi, il film della stagione comunque prosegue. Saluti a tutti a partire da Silvia, DR si firma, sono i tuoi ammiratori, Villa Marina già in seconda categoria, qui ti vogliono bene Emiliano, quindi ti hanno ascoltato molto sui giocatori, no, vorrei sui sapere consigli. se mi dà, visto che sa già che è in seconda categoria, se mi dà anche qualche risultato che lo vado a giocare, no? Visto che fanno già tutti questi pronostici, cosa siamo la prima, seconda? Era la seconda. La seconda di campionato. Tra poco vedremo anche la maglia, perché tu le collezioni so già che gliel'hai già rubata praticamente, lui non lo sa poverino, quindi gliel'hai già portata via. Lo sa aspetta, già. adesso vediamo. Allora, adesso qui per Renzo e Giacomo, mi raccomando, siate telegrafici perché devo mandare la pubblicità, se no Stefano mi sgrida giustamente dalla regia. Allora, è molto lungo questo messaggio, proviamo a leggerlo velocemente. Buonasera. Buonasera, vorrei sottolineare che a Nuova Fette, anche ieri, come tutte le altre domeniche, ben 15 dei 20 in lista sono giocatori di Nuova Fette, a tutti del settore giovanile giallo-blu. Di questi 15, ben 10 sono attualmente under, tutti anche i 5 più grandi arrivano dal settore giovanile nostrano, con addirittura un paio di 2003 anche ieri tra gli 11 in campo contemporaneamente, mettendo dentro addirittura ben 6 giovani del posto e spesso con diversi 2002-2003. Ok, si sente parlare tanto di progetto giovani, ma poche volte viene poi veramente realizzato, ma solo milantato. Sbirciando i tabellini di altre realtà si notano squadre piene zeppe di acquisti, anche tra giovani e nessuno quasi del proprio settore giovanile. A Nuova Fette invece questo progetto giovani è stato messo in pratica. Sull'immediato c'è il rischio di perdere qualche punto per strada, ma nel lungo termine credo tornerà un utile, vedremo se anche gli altri ne saranno capaci. Un orgoglio per la nostra società vedere la domenica in campo tanti ragazzi, tutti del nostro settore giovanile. Mi piacerebbe sapere l'opinione di Alpini e Baldisselli a riguardo. Io Alpini spero di no. Vuoi un po' d'acqua? E di Baldisselli a riguardo. Volevo aggiungere una cosa io, però bisogna dare anche merito a Nuova Feltre quest'estate, quando c'è stato il problema ripescaggi, che molte di quelle davanti, un settore giovanile come il loro, non ce l'avevano e non avevano la possibilità di far giocare a 3 under, perché il problema qual è? Che quando devi essere ripescato dalla prima alla promozione ti sposta i fuori quota. Esatto. E ne devi avere tanti, e il Nuova Feltre ne aveva tanti. Molti, assolutamente sì. Renzo, qualcosa vuoi dirlo sui giovani? L'anno scorso i giovani non sono stati mai lanciati, dopo si sono arrabbiati anche con me nell'ultima puntata che c'è stata, anche con noi due in verità si sono arrabbiati nell'ultima puntata lo scorso anno, però io secondo me ho avuto ragione, ma sarà sorpresa con me perché l'allenatore che è andato via ha detto io ho lanciato i giovani, i giovani non li ha mai lanciati, però detto lui, lo so che abbiamo sempre ragione, però valla a spiegare a Nuova Fette. Però ti voglio mi hanno tolto il saluto per questo, però dillo. Nuova Fette sta lavorando molto molto bene, vedendo le immagini secondo me può fare bene perché davanti la reparto offensiva si difende bene, però secondo me il mister dovrà registrare molto bene il reparto difensivo perché subire tutti quei gol
lascia tempo che trovo, però sono d'accordo con la dirigenza del Nuova Feltre che forse è il calcio, il futuro del calcio è i giovani. Linea verde, giusto Giacomo? Ti piace? Sì, linea verde, anche perché ricordiamo che il Nuova Feltre prima del ripescaggio aveva già detto che avrebbe fatto una prima categoria con tutti i giovani, quindi aveva già preparato la squadra molto giovane per fare la prima categoria. Dopo, quando c'è stato il ripescaggio, c'è stato questo inserimento di due risorse che sono Radi e Mezgur, che hanno alzato però sono due giocatori che io sono sincero, sono due giocatori che ancora a me non mi hanno convinto. Va bene, va bene. Direi più forse Radi che Mezgur. Mezgur davanti sta facendo la sua, forse da Radi mi aspettavo qualcosa. Però speriamo che nel tempo vengano fuori anche loro. Bravissimi, allora andiamo a vedere il prossimo turno, prima della pubblicità. Il prossimo turno, Cervia Fossoghiaia, 2M Torconca, Faenza Reno, Sparta Bolognese Bagnacavallo, Gambettola San Pierana, Gatteo San Pietro in Vincoli, Bellari Giamarina Sant'Ermete, Russi Visnova Feltre, Vismisano Pietracuta. Benissimo, allora lanciamo la pubblicità, 3 minuti e mezzo esatti, poi promozione marchigiana con i Gabizze e prima categoria con il nostro Emiliano Villamarina. Pubblicità. Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Starter Green,
Dal 2000 fornisce Garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre, Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Dal 18 al 22 ottobre vi aspettiamo a Milano per la 41esima International Hospitality Exhibition, padiglione 3, stand M53 e N52. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Adesso rientriamo in studio. Renzo, Stefano, con la tua complicità ti ho preparato un servizio, quelli che piacciono a te, ti ho messo anche in stile Baldisserri, così, mani congiunte. Renzo, c'è il servizio Moviola e Stefano dalla regia, ti pregherei di andare avanti con il mouse del computer perché facciamo vedere i vari episodi che ci sono stati nei nostri servizi di ieri che riguardano episodi da Moviola, visto che tu sei un ex direttore di gara, così mi dici se c'erano i rigori o meno. Andiamo a vedere questo passo, Stefano, iniziamo a vedere appunto, se ce l'hai sotto mano, il servizio della Moviola, il primo che ti ho messo subito dopo la pubblicità, altrimenti andiamo avanti, leggiamo, eccolo qui. Questo è il rigore che hanno dato a Gabic, contro il Gabic. C'è o non c'è? C'è il rigore. Ok, vai pure avanti, c'è. Vai pure avanti sempre con il mouse, Stefano, che passiamo al secondo. Un fallo stupido, ma ci sta. Episodio sempre dello stesso fa. Ecco, qui è il rigore chiesto da Nuova Filtri. Crociani va a terra. Mi devi dire se si butta prima lui e poi sbatte contro la gamba di Albonetti. Qui è dura. A me sembra così. Sta lontano. Però lì c'è stato un bel giallo per simulazione. Ci hai pensato bene, vero? Perché domani a me mi tolgono il saluto a Nuova Filtri. Ci hai pensato bene, ok. Io la vedo Questo così. è il rigore che ha ricriminato il Pietracuta, fallo su Tomasini. Bravissimo intanto Stefano dalla regia. Però c'è rigore o non c'è? Ci poteva stare lì il rigore. Questo è Comuniello, l'idolo mio e di Giacomo Alpini, milanista anche lui. Secondo me no. Simulazione. Questa è simulazione, dice Mariotti. Anche questo. E questo è il rigore che hanno dato contro la Marignanese ieri. C'è o non c'è? c'è l'uomo davanti, non vedo. Qui si vede, secondo me Le c'è. immagini non aiutano, però forse il contatto c'è. C'è. Sembra che ci sia. Ci sia. Per me c'è l'estremo, per darlo c'è. Giacomo, sei convinto? Sì. Emiliano, siete convinti? Sì. Sì, no. Sì. No. Un po' meno. Un po' meno. Però adesso chiedo il giudizio di Renzo per il fatto di Santermiti. Ah, quello di Bucai, fuori area, che sennò Martino mi sgrida. C'era o non c'era? Adesso io non ricordo le Va bene, non c'era, lo ricorda, questa è la cosa migliore. Però quando una squadra perde 4-1, cosa vuoi trovare? SP. Sono d'accordo con Renzo. Scusa Stefano, allora, ti ho mandato la moviola, ma in verità c'era prima il Gabic. Perde 4-1, padron cosa mio. c'entra? Allora, fermati un attimo, Promozione Marche. Sei pronta con la promozione Marche? Spelling o vuoi che lo legga io? Sei Trova uno pronta? sponsor per l'acqua, che ho bisogno dell'acqua. Vai Pedini, siamo tutti con te, vai. Allora, i risultati della promozione Marche. Sentiamo, vai. Cantiano Calcio Valfoglia 1-2, Gabice Gradara, Biagio Nazzaro 2-2, Ilario Lorenzini, Filo Tranese 0-3, Mondolfo Vigor Castelfranco 0-1. Sì, Castelfranco va bene. Castelfidardo. Questo è il primo, vai. Olimpia Marzocca Urbino 0-2, Osimana Passatempese 2-2, Osimo Stazione Moie Valesina 1-1, Villa San Martino Camerano Calcio 1-0. Brava. Chiedo vegna perché c'ho Alpini che mi fa dei gestati. Sì, Alpini. No, io non ho fatto niente. No, non ho fatto niente. Volevo solo dire questo. Sono 16 squadre che io su 16, quindi sono arbitrata ai miei tempi. Ma mi fa piacere, quindi significa che sono molto giovani queste squadre. Allora la tua età? Negli anni 80. Ma ti credo. Allora, prego. Leggiamo la classifica. Senti qui Renzo, Urbino, Valfoglia e Vigor Castelfidardo a 6 punti,
Filotranese, Moia Valesina, Osima Stazione, Villa San Martino 4 punti, Ilario Lorenzini 3 punti, Passatempese 2 punti, Biagio Nazzaro, Cantiano Calcio, Osimana, Gabice Gradara 1 punto, Camerano Calcio, Mondolfo e Olimpio Marzocca 0 punti. Ebbene, saranno contenti gli amici di Mirko che dal Castelfranco in provincia di Modena sono passati nel campionato di promozione marchigiana grazie a te. Brava. Va bene, dai, riposati, dai, puoi riposare un po' le tue corde vocali. Ho dei bei ricordi di Castelfranco. Bravissima. Questo credo che interessi a tutti i nostri utenti. Gabice Gradara e Biagio Nazzaro, mi fai prendere il filo anche a me. Portare saluti. Biagio Nazzaro a Chiaravalle. Una Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Primo turno casalingo per i Gabice Gradara che al Maggi ospita il Biagio Nazzaro. La formazione di Scardovi è attesa alla riscossa dopo il KO in esterna alla prima di campionato, pubblico delle grandi occasioni. Gabice Gradara in divisa bianca, ospiti in maglia rossoblu. Proprio gli ospiti partono con il piede sull'acceleratore. Parasecoli crea scompiglio con una discesa che termina con un tiro cross che si perde al lato. Lo stesso numero 10 viene messo nelle condizioni di poter arrivare al tiro, ma Celato è bravo a distendersi e a dire di no al proprio avversario. Dalla bandierina arriva il colpo di testa di Pieralisi respinto dall'ottimo Celato. Ancora ospiti sugli scudi, questa volta al tiro arriva Rossini, mira da rivedere. Il Gabice Gradara piove a fondo, colpisce dalla sinistra Costa, scambia col compagno, traversone al centro, Vegliò manca l'appuntamento per la deviazione vincente, mentre il difensore Brega nel tentativo di allontanare il pallone colpisce in pieno Grandicelli che infila il portiere sul proprio angolo. All'incrocio dei pali per esattezza e via alla gioia dei rossoblù, quest'oggi in maglia bianca. Dall'altra parte Pieralisi e Parasecoli combinano chiamando all'intervento in corner Celato. Dall'angolo Pieralisi di testa mette alto. I Gabice Gradara nella ripresa trova il raddoppio, il regalo lo confeziona nuovamente la difesa ospite che nel tentativo di rinviare mette un comodo pallone tra i piedi di Vegliò che è bravo ad alzare la testa, coordinarsi e trovare l'angolo vincente alla sinistra di Bolletta che paga caro in questo caso come non mai la sua bolletta inerente alle reti incassate in questo pomeriggio al Maggi. A questo punto ci si aspetta un Gabice Gradara in forma amministrativa, ma invece la squadra di Scardovi pecca in fatto di contenimento del match ed ecco che Marcolini piomba in area di rigore addosso a Pieralisi. Dal dischetto si presenta Rossini, Celato indovina l'angolo ma non riesce ad arrivare sul pallone. Giochi dunque riaperti, cresce la tensione negli uomini di casa e il primo campanello d'allarme viene dato a questo calcio piazzato smanacciato da Celato, ma i neoentrati ospiti fanno la differenza. Menotti mette al centro, Pieralisi spizzica il pallone per la testa vincente di Alessandroni che porta i suoi sul 2-2, scaraventando la propria gioia anche in panchina. Le emozioni non latitano neppure nel finale, Parasecoli ha il tempo di girarsi ma tra il dire e fare c'è di mezzo Celato. Dall'altra parte ci prova anche Bacchielli ma senza fortuna. Bella partita con alcune disattenzioni fatali per ambedue le formazioni, ora testa alta alla Coppa Italia. Gabice Gradara atteso mercoledì sera alle ore 20:30 ad Urbino. Scardovi sta trovando qualche difficoltà in più secondo te, Renzo? Ma Scardovi ha una buona squadra, non ha una squadra forte per primeggiare, per arrivare per vincere questo campionato, però ha una squadra che ci può cavare molte soddisfazioni. Vedendo le immagini, chiaro che ieri Scardovi dovrà lavorare molto perché ci sono stati troppi errori difensivi, a parte il rigore ingenuo da quel ragazzino, poi un rigore che finalmente era da una parte opposta, ecco, non andava da nessuna parte. Sono rigori che veramente da ingenuità da ragazzi giovani, però onestamente secondo me Scardovi può lavorare perché ha una buona squadra. È chiaro che una squadra, quando, io ho sempre dell'idea, quando una squadra vince per 2-0 e farsi pareggiare, la colpa dalla difesa c'è. Io sono d'accordo che quando una squadra vince 2-0 il risultato si deve portare a casa. Qualcosa si è sbagliato. Probabilmente il Gabice Gradara ha sbagliato, però ha tutti gli ingredienti per potersi rifare, perché la squadra c'è. Domenica va in un campo difficile, va a passatempo. Vediamo il prossimo turno, infatti, lo stai dicendo. Ecco, una partita difficile, un'altra matricola come il Moia Valesina, però ecco, diciamo onestamente, Scardovi la squadra ce l'ha e penso che le soddisfazioni arriveranno. Anche secondo me manca un difensore, ecco.
Camerano Calcio Biagio Nazzaro, Cartiano Mondolfo, Filotranese Olimpia Marzocca, Urbino Osimo Stazione, Moia Vallesina, Ilario Barbara Lorenzini, Passatempese, Gabice Gradara, Valfoglio Simana, Vigolo Castelfidardo, Villa San Martino. E ricordiamo che Gabice Gradara sarà impegnato mercoledì sera alle ore 20:30 in quelli di Urbino per la Coppa Italia dopo aver superato nel primo turno il Valfoglia. Tra l'altro una partita di ritorno molto avvincente, vinta in rimonta per 3-1 dopo che all'andata i rossoblù si erano imposti per 1-0. Aspettiamo ovviamente anche i tesserati, i presidenti in primis e Gabice Gradara, per poter raccontare da vicino anche questo campionato molto avvincente che ha visto fin dall'inizio già un botto di mercato importante per quanto riguarda la parte tecnica, perché si è allontanato Mirko Papini per scelte sue personali ed è arrivato per l'appunto Scardovi. Adesso direi di passare con te, Silvia, alla prima categoria girone H con l'ausilio anche del nostro Papen. Ecco qui. Prima un attimo i risultati, prego. Allora, Roncofreddo, Alta Valconca 1-2, Mondaino Delfini Rimini 2-0, Polisportiva Sala Atletic Poggio 3-1, Riccione 1926 Perticara 4-2, San Vittore Morzano Calcio 0-0, Stella Asar Accademia Riccione 1-1, Verucchio Spordicciolo 1-1 e Villa Marina Granata 1-1. E adesso facciamo vedere solo la classifica un attimo velocemente, perché ieri ha segnato anche Casadei del Perticara all'età di 57 anni, quindi tanta roba. Complimenti. Al primo posto Polisportiva Sala 6 punti, Sport Ricciolo, Mondaino, Morciano, San Vittore, Granata 4 punti, Riccione, Alta Valconca 3, Asar, Accademia Calcio e Stella 2, Roncofreddo, Atletic Poggio, Perticara, Verucchio, Villamarina 1 e Delfini 0 punti. Ecco qui, allora io direi andiamo a vedere proprio da vicino la squadra che voi seguite come Punto Gold Sport. Ringrazio per la presenza qui il nostro Emiliano. Quindi Villamarina contro Granata. Servizio. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci. Ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio ed il laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A Villamarina va in scena il derby cesenate tra i padroni di casa e Granata, rivelazione dell'ultimo torneo, a un passo da quella promozione sfumata attraverso i playoff a favore del Santermete. Per il Villamarina l'esordio casalingo dopo l'avvento in prima e il debutto non certamente felice nella regione calcistica targata Spontricciolo. La gara vede un inizio di marca ospite, Mastia tra i più talentuosi non inquadra il bersaglio con un tiro a giro. Al 26esimo la gara si sblocca, Francesconi bravissimo a smarcarsi nell'area piccola, e tempo di piazzare il pallone nell'angolino laddove il portiere non può arrivare dopo aver ricevuto l'assist vincente ad opera di Calà. Rivediamo il gesto da parte dei giocatori in maglia numero 8, davvero da applausi. Ci prova nuovamente il Villamarina direttamente a calcio piazzato con Bianchi, la palla sbatte contro l'incrocio dei pali, squadra riposa sull'1-0. Nella ripresa la discesa di Mastria viene accompagnata dall'ex Sallavernocchi che a colpo sicuro centra un'incredibile traversa. Granata che prova a sorprendere da calcio piazzato la difesa ospite con Boni che va vicino alla marcatura, ma nulla da fare. La pressione ospite continua, qui Villamarina corre il rischio di farsi autogol, ma intanto saltano anche i nervi. A farne le spese l'ex allenatore e attuale presidente dei Granatini Andrea Cantoni, ma il pareggio nell'area e arriva al fotofinish. Vernocchi inizia la stessa azione che lui stesso finalizza, dando sfogo alla gioia e alla rabbia dei Granatini che hanno qualcosa da rivendicare, ma un derby, come si dice, è sempre un derby. L'1-1 finale non accontenta nessuna delle due formazioni in campo. In Villamarina aveva già fatto la bocca nell'assaporare la vittoria, i Granati invece, specie nella ripresa, spreca tanto e coglie solamente un punto. Allora andiamo un attimo su Emiliano, se riusciamo, caro Mario Lulli, che ti saluto dalla regia, anche Stefano. Comunque, per quanto riguarda la maglietta che hanno. Il messaggio di prima era da Torre Pedrera, forza Torre Pedrera. Ecco, un primo piano sulla maglietta di Emiliano, sì, Torre Pedrera ovviamente c'è un cappellismo e tutto quanto, ecco qui sta arrivando per l'appunto, questa è la maglietta del Villamarina impegnata che se l'ha acquistata già la nostra Silvia. C'è una storia dietro questa maglietta, andate a vedere l'intervista che ho fatto a Emiliano perché è una bella storia. Ecco, c'è la storia della maglietta, andiamo a vederla, va bene, è diventato amici di Silvia Pedini. Cioè comunque ho intervistato Emiliano, c'è una storia dietro quella maglia che tra l'altro l'anno scorso è stata usata un po' come cabala per la vittoria del campionato. Rimane il rammarico per quel pareggio di ieri? Assolutamente sì, perché prendere gol al 93esimo c'è sempre rammarico. Per di più in una partita come quella di ieri, dove a mio avviso per 70 minuti abbiamo fatto una partita quasi perfetta, quello che dovevamo fare, comunque a discapito di
una squadra che deve ambire a stare nelle prime posizioni. Noi invece gli abbiamo tenuto testa, e poi, come forse anche normale che sia, negli ultimi 20 minuti loro hanno provato il forcing fino alla fine. Peccato perché è arrivato questo gol, a mio avviso viziato anche da fuorigioco, ma quello purtroppo l'arbitro da solo fa fatica, è difficile, perciò portiamo a casa questo punto, che è il nostro primo del campionato, però con tanto rammarico. Un derby è sempre un derby, abbiamo visto che c'è stato un po', diciamo, di rissa in campo nella parte finale, conosco anche molto bene il mister Andrea Cantoni, tutto quanto. Ecco, su questo ci tengo a precisare una cosa, perché con Andrea oltretutto siamo amici, ci siamo sentiti oggi al telefono, ci sono state le scuse reciproche sia nostre. Ma lui era arrabbiato perché ha perso il derby, lui milanista. Ma comunque è normale, il giorno dopo ci si calma, ci sta, è una cosa normale. È stato frutto di un fallo di gioco tra due difensori centrali, e da lì è scaturito un po' di nervosismo. A mio avviso anche l'arbitro non ha aiutato in questo, perché diciamo che ha arbitrato in un modo, secondo me, dove ha lasciato passare troppo e si sono accesi gli animi. Già il derby è di per sé caldo, e perciò non ha aiutato. Anche in Coppa l'avete già incontrato? Sì, li avevamo già incontrati in Coppa, avevamo perso 2-0 in casa nostra, perciò... E adesso prossimo turno Morciano. Sì, diciamo che abbiamo un inizio sicuramente non facile. No. Andiamo a vedere il prossimo turno, infatti, per Milano. Sì, andiamo a Morciano, ma nelle prime 5-6 giornate incontriamo le prime 5-6 della classe, credo. Tolto, tra virgolette, lo Spontrizzolo, che anzi ci ha maltrattato, perché abbiamo preso 6 gol in una partita dove tutto è andato storto, abbiamo sbagliato tutto quello che si doveva sbagliare, credo che abbiamo dato. Adesso incontreremo le squadre di vertice, perciò vedremo di che pasta siamo fatti. Esatto. Vediamo se l'amico che ha mandato il messaggio ha ragione o... Adesso ci vediamo fra un paio di mesi. Credo anche Calà Campana, un grandissimo giocatore, quindi avete fatto una bella squadra. Dai, Sì, la squadra c'è, si deve un po', no? Amalgamare, siamo all'inizio. Ci sta. Va bene, il prossimo turno ci ha già aiutato il nostro Stefano Pappini, abbiamo visto appunto il Villamaria che affronterà il Morciano. Noi siamo addirittura d'arrivo, rimaniamo qui perché tra poco tutto sul Rimini Calcio, c'è tanto da dire, tutto sul Rimini Calcio. E purtroppo rimarranno Alpini, Mariotti, Baldisselli, e si aggiungerà un altro, Zanini. Noi ringraziamo, io mi sento di ringraziare solo Emiliano Vitiello, scusa ti sei dovuto sopportare loro tre, spero che ti sei trovato bene. In bocca al lupo. In bocca al lupo per tutto e mi raccomando. Forza Villamarina. Crepi, grazie a voi per l'invito. Grazie a te. Grazie a te. Silvia, ci vediamo tra poco, linea alla pubblicità, 5 minuti esatti e parte Sport Up. Grazie.